Ed eccoci qua allora in questo studio ideale, come detto poc'anzi, dedicato alla grappa e al consumo consapevole. E per parlare di tutto ciò non potevamo non sfruttare la giornata delle distillerie aperte. Siamo giunti, abbiamo scelto ovviamente quella di Roberto Castagnier, siamo a Visnà e intanto saluto Roberto. Allora, Roberto, da dove cominciamo? Tu dici c'era una volta la graspa e oggi? C'è la grappa moderna, ci sono impianti che vanno visitati, c'è un consumatore moderno, noi dobbiamo pensare che dall'uva si può ottenere la grappa, che è un prodotto caldo, un prodotto culturale, un prodotto da concentrazione, ma oggi possiamo fare anche dei distillati d'uva, addirittura delle vodka d'uva, che sono diciamo quello che potranno portare lo spirito italiano nel mondo. Distillerie aperte, allora un modo per dare consapevolezza anche al consumatore che si approccia ad un prodotto di grandissimo rispetto e che racconta grandissime storie. Certo, noi dico del mondo del vino, della grappa abbiamo perso un'opportunità. Se 3 anni fa, quando è nato il problema della sicurezza, quindi del limite del 0,5, diciamo come limite massimo per la guida, avremmo dovuto spiegare alla gente, al ristoratore, ma soprattutto dico al consumatore finale, che 2-3 bicchieri di vino e un bicchierino di grappa fa parte del bere consapevole, che l'importante è aspettare questa famosa mezz'ora di assimilazione dell'alcol, che quando viene ingerito ha bisogno di mezz'ora per entrare nel sangue, ma soprattutto, una cosa fondamentale, utilizzare l'alcol test. Oggi l'alcol test è uno strumento che costa 80 euro. È uno strumento che è in mano, tra l'altro. Certamente, noi abbiamo fatto oggi proprio una vendita a tutti i nostri clienti e i visitatori perché dobbiamo pensare che il controllo è fondamentale. Quando la gente vedrà che continuare o ripristinare il consumo di una volta, quindi bere quel poco, quel giusto, quindi la tavola intesa come un momento veramente di gioia, quindi cibo diciamo di qualità, ma anche vino di qualità, anche un distillato di qualità, vuol dire poi alla fine anche poter rimettersi in macchina. Tutto questo si può fare solo se alla fine si tira fuori un alcol test e si misura il tasso alcolometrico. La gente rimarrà stupita come il limite 0,5 consente a tutti di mangiare bene, di bere bene e di godersi la vita. Certamente, ecco, io mi approccio invece al vostro premio. Allora, voi avete una grappa straordinaria che si chiama Fuori Classe e nel vostro percorso avete ideato anche un premio Fuori Classe. Tra poco staremo insieme con il premiato 2010, non sveliamo però Roberto ancora a chi verrà dato questo premio. Sì, io credo che i premi servono a tutti per riconoscere che ci sono persone che si dedicano più di altre a fare attività, a fare anche volontariato, comunque a portare avanti, dico, il traguardo di tutti noi. Io credo che ogni tanto, dico, premiando qualcuno vuol dire riconoscere che il mondo va avanti attraverso lo sforzo di qualcuno in particolare. Oggi, in occasione di Distillerie Aperte, ho voluto portare avanti questo premio, questa attività, premiando una persona che secondo me merita e che ha contribuito anche al nostro mondo portandolo avanti in maniera significativa. E noi ci fermiamo qui, ci guardiamo insieme questo servizio di cronache trevigiane e tra poco le conclusioni appunto con il premiato Fuori Classe 2010 ai nostri microfoni assieme a Roberto Castagniera. Tra poco. Guardia Costiera, più di 7.000 controlli nel territorio nazionale. Il vino Made in Italy si fa strada in Canada. Mangia bene e cresci meglio. Al via l'edizione 2011, online il prebando. Queste le cronache dal primario di questa settimana. 31 tonnellate di prodotto ittico sequestrate e sanzioni amministrative per oltre 1 milione di euro. Questi alcuni dei risultati dell'operazione Talette che ha visto impegnati dal 18 al 24 ottobre 4.000 uomini e donne della Guardia Costiera in controlli all'intera filiera della pesca, per un totale di 7.283 ispezioni a punti di sbarco, grossisti, mercati ittici, pescherie, ristoranti, magazzini di grande distribuzione. Questo genere di operazioni, ha dichiarato il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan, rimarca l'attenzione che, grazie alla costante vigilanza affidata al personale delle capitanerie di porto, Guardia Costiera, poniamo a tutela dei consumatori. Si è aperta il 25 ottobre la 15ª edizione di Grandi Degustazioni in Canada, il più grande evento dedicato al vino italiano realizzato sul territorio canadese. Il tour, suddiviso come di consueto negli eventi West and East, partito da Vancouver, proseguirà nella provincia dell'Alberta, in quella di Manitoba e toccherà le province orientali dell'Ontario e del Quebec, con gli eventi di Toronto, Montreal e Ottawa. Grande risalto verrà dato alla presentazione della nuova DOCG Prosecco, realizzata in stretta collaborazione con il consorzio di tutti
tutela Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il Canada si conferma il quinto mercato per l'export del vino italiano. La tendenza registrata nei primi 6 mesi del 2010 mostra una crescita dei valori del 18,4% e dell'1,3% dei volumi. Le previsioni per l'anno in corso sono positive e volte ad un consolidamento della presenza del vino italiano. I dati dei primi 6 mesi del 2010 infatti mostrano una sensibile crescita della domanda dei vini spumanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La campagna Mangia Bene Cresci Meglio è giunta alla 6ª edizione. Anche quest'anno l'operazione di sensibilizzazione promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rivolta ad alunni ed insegnanti delle scuole secondarie di primo grado italiane, offre ai giovani la possibilità di fare un'esperienza nuova, originale e formativa. Potranno infatti diventare protagonisti della comunicazione attraverso la partecipazione ad un concorso nazionale per la realizzazione di un annuncio pubblicitario da realizzarsi in classe attraverso un lavoro di gruppo sui temi della sana alimentazione e della varietà e qualità del nostro patrimonio agroalimentare. Il bando per partecipare al concorso è online sul sito www.mangiabenecrescimeglio.it. Le opere che partecipano al concorso dovranno pervenire entro il 15 aprile 2011. Maggiori informazioni sono scaricabili dal sito del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ed entriamo in questo studio ideale ancora da Distillerie Aperte, ancora in casa di Roberto Castagner, per svelarvi chi allora ha vinto o chi è stato premiato con il Fuoriclasse 2010. Dicevamo Roberto? Beh, qui vicino a me, adesso siamo pronti, abbiamo qui il Presidente della provincia, Leonardo Muraro, è un premio d'onore, quindi un premio che ha per me una valenza diciamo ancora più grande, perché sono persone che conosco di persona, quindi sono eletti da una giuria ristretta, entreranno parte nella grande giuria che poi elegge tutti gli anni il Fuoriclasse. La provincia di Treviso molto attiva nella valorizzazione delle produzioni tipiche locali e anche gli aspetti culturali ed economici, e la Grappa in tal senso ha seguito un percorso. Sì, la motivazione poi la leggeremo davanti alle 300 persone che l'aspettano. Sì, lui secondo me ha espletato 2 ruoli, uno del politico moderno molto attento alla gente nella sua globalità, ma anche molto attento al nostro mondo, che è quello del vino, della grappa, del patrimonio economico che rappresenta questo per le nostre popolazioni, ma soprattutto anche al bere consapevole, alla sicurezza dei cittadini. Ecco, credo che questo abbia fatto proprio il motivo per cui la giuria ha deciso che Leonardo Muraro è un presidente d'onore e oggi siamo tutti qua per festeggiarlo. E allora sentiamolo, Leonardo Muraro, presidente di provincia di Treviso, Fuoriclasse 2010. Immagino che dire soddisfatto sia il minimo. Ma è poco dire soddisfatto. Io ringrazio Roberto perché credo è tutta la giuria che mi ha dato questo grande onore di questa presentazione e soprattutto di questa consegna di questo importante premio. Ancora di più perché è una impresa trevigiana, un'impresa nostra DOC, per cui rappresenta poi anche un'eccellenza in termini commerciali, in termini di prodotto. Credo che il bere consapevole, come diceva prima Roberto, ma la promozione che stiamo facendo dei nostri prodotti tipici, dal vino alle grappe, che devono essere bevute con serietà e con degustazione, perché questo è il nostro messaggio che lanciamo sempre. Una piccola provocazione, Presidente, ricordiamolo che un consumatore quando ordina una grappa mantiene anche dei posti di lavoro in Veneto, in provincia di Treviso. Lo dicevo prima, il nostro prodotto interno lordo, la nostra economia è rappresentata da tante filiere. Questa della produzione di vini, dei distillati d'uva come sono le grappe, sono importanti attività imprenditoriali con delle grandi economie. È un mondo particolare, ma però è un mondo che sta dando delle soddisfazioni importanti. Se vediamo poi questa splendida azienda che a livello mondiale ormai è conosciuta, rappresenta un'economia importante su un prodotto che, se preso e bevuto con moderazione, fa anche bene alla salute. E complimenti al Presidente Muraro, che ha detto anche la parola giusta, prima non ci aveva ascoltato: moderazione, bere consapevole. Grazie anche a Roberto Castagner, e con questi messaggi vi lasciamo alla prossima puntata di Cronache Trevigiane. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APO2S.